Calciomercato Napoli oggi, grandi novità, ma prima dei dettagli iscriviti al canale Notizie Napoli Calcio e attiva la campanella delle notifiche così sarai informato sulle principali novità del club più grande d'Italia. Calciomercato Napoli, mirino su 2 stelle del Salisburgo. Il Napoli guarda in casa Salisburgo per i rinforzi da regalare a Spalletti nel prossimo calciomercato. Sarà un calciomercato movimentato per il Napoli quello dell'estate 2023. Tutto ruoterà intorno alle offerte in arrivo per Osimhen, le big lo osservano ma De Laurentiis ha alzato il prezzo base dell'asta ben oltre i 100 milioni. Trattenere il nigeriano sarà molto difficile ma dalla sua cessione dovrà arrivare quel tesoretto da reinvesire per rendere la squadra ancora più forte. In CD arriveranno, dalla Premier League, anche per il difensore centrale Kim che ha una clausola rescissoria per le prime settimane di trattative variabile tra i 50 e i 60 milioni, chi li paga lo potrà strappare agli azzurri che però stanno lavorando per togliere o alzare la cifra con un prolungamento di contratto. Calciomercato Napoli. 2 acquisti dal Salisburgo. Difficile dire oggi cosa succederà, ma Giuntoli non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparato nel caso in cui i big dovessero dire addio. Così si scandaglia il mercato alla ricerca in prima battuta di un centravanti e di un difensore centrale. Le ultime idee arrivano dal Red Bull a Salisburgo, squadra austriaca dal vivaio straordinariamente ricco capace di lanciare alcuni dei migliori giocatori in Europa. Haaland per esempio. Tra le fila degli austriaci sembrano interessare al Napoli l'attaccante Okafor e il difensore centrale Pavlovic. Il primo è nigeriano, proprio come Osimhen, e in Italia fa gol anche al Milan. Non ha il fisico imponente dell'attuale capocannoniere del campionato, ma ha il piede abbastanza caldo come dimostrano i 10 gol tra campionato e Champions League in questa stagione, la seconda ad alto livello dopo quella passata con 9 reti e 8 assist nella massima serie austriaca. Ha 22 anni e sembra avere grosse potenzialità oltre ad una certa duttità, può infatti giocare sia centravanti che ala. Qual è la sua opinione sul calciomercato del Napoli? Quale giocatore vorresti che prendesse il Napoli? Lascia la tua opinione nei commenti e iscriviti al canale. Presto ti aggiornerò con le ultime notizie dal più grande d'Italia. Forza Napoli sempre!